Scopo settimanale, dal 5 all'11 dicembre 2022. Ariete. Amore. Purtroppo, così come è già accaduto a molti di voi durante la precedente settimana, non saranno dei giorni troppo fortunati in amore. Venere sembra non essere troppo incoraggiante. Addirittura ci sarà un periodo di dissonanza che potrebbe veramente complicare le cose nella zona sentimenti. Cercate di fare un po' di attenzione in più, soprattutto in determinati rapporti. Lavoro. Le energie, al contrario, non saranno affatto male in questi giorni. Vale a dire che, sul posto di lavoro, potrete impegnarvi abbastanza con i vostri compiti e i progetti. Toro. Amore. Durante questa nuova settimana del mese di dicembre potrebbero esserci alcune risoluzioni nei rapporti che stavano soffrendo. In amore, infatti, si attendono dei miglioramenti per quelle coppie che avevano avuto problemi. Potrebbero esserci dei punti d'incontro con la persona vicina. E anche per chi è ancora single si attende un recupero, magari pure una sorpresa. Lavoro. Saranno dei giorni in cui avrete molte idee in testa da voler mettere in pratica sul posto di lavoro. Potrete provarci e se credete veramente nei vostri progetti e nei vostri obiettivi, potrete davvero ottenere qualcosa di molto buono e interessante. Gemelli. Amore. Per le coppie già nate, questa sarà una settimana abbastanza tranquilla. Le vere novità arriveranno soprattutto per chi è single. I cuori liberi e non impegnati in una storia d'amore potrebbero fare finalmente una nuova conoscenza. I nuovi incontri potrebbero rivelarsi particolarmente fortunati. Lavoro. Potrebbe esserci un qualche miglioramento a livello fisico e di testa. Questo potrebbe avere chiaramente delle ottime conseguenze sul posto di lavoro, ma non sarà così scontato, perché riuscirete a risolvere pochi intoppi in questi giorni. Cancro. Amore. Le stelle di questa nuova settimana del mese saranno abbastanza buone sul lato amoroso. Pure le coppie che hanno avuto dei problemi potranno risolvere e trovare una buona risoluzione ai problemi. Si potrà ritrovare un equilibrio ed una bella complicità con la propria dolce metà. Non male queste giornate anche per chi è single e non ha una persona nel suo cuore. Lavoro. Occhio sul posto di lavoro, dove le complicazioni potrebbero essere all'ordine del giorno. Sarà meglio non esagerare con nulla, perché la situazione potrebbe sfuggirvi di mano, senza che possiate accorgervene per tempo. Leone. Amore. Settimana difficile per i sentimenti, visto e considerato che Venere non sarà per niente in buon aspetto per voi. Potrebbero esserci problemi con il partner, oppure con una conoscenza nuova dei single. Anche chi pensa di essere innamorato potrebbe subire la posizione negativa del pianeta dell'amore. Potreste arrivare persino ad annoiarvi della compagnia della vostra dolce metà. Lavoro. Potrebbe essere decisamente più tranquilla la situazione sul posto di lavoro. Nonostante ciò, sarà chiaramente necessario metterci il giusto impegno in ogni compito o progetto professionale da portare avanti. Vergine. Amore. Non saranno ancora i giorni migliori per l'amore, perché Venere tornerà dalla vostra parte dopo la prima metà del mese. Sicuramente però il recupero si sta avvicinando e presto avrete le vostre emozioni belle tutte da vivere al fianco della persona che amate. Oppure di una nuova conoscenza nel caso di chi è single. Lavoro. Favorevole il cielo per il lavoro, quindi non demordete e continuate ad impegnarvi con le vostre attività professionali. Portate avanti i vostri obiettivi e sogni, anche se i veri miglioramenti arriveranno un po' più avanti rispetto a questa settimana. Bilancia. Amore. Per voi questa dovrebbe essere una settimana abbastanza tranquilla e serena in ambito amoroso con le persone vicine. Forse non ci saranno delle grandi novità in una storia d'amore o in una nuova conoscenza. Per un passo in avanti un po' più importante dovrete attendere un po'. Forse è meglio così, perché ultimamente avete molto bisogno di vivere la quotidianità con leggerezza, anche quando si tratta di emozioni. Lavoro. La vostra concentrazione potrebbe essere riservata tutta al lavoro e agli impegni. Attenzione, perché non sempre una situazione di questo genere può farvi del bene, ma anzi, nella vita non c'è solo la professione, e questo non dovrete mai scordarlo. Scorpione. Amore. Ancora possibili discussioni con il vostro partner durante queste nuove giornate del mese. Venere non sarà dalla vostra, non sarà in una posizione troppo fortunata, ma presto potrete sperare in un ottimo recupero sentimentale e non solo. Per il momento cercate di evitare dei momenti di tensione. Sarebbe meglio vivere un rapporto in modo sereno, per quanto possibile.
Lavoro. Piano piano stanno arrivando le buone nuove, le novità più interessanti e piacevoli sul posto di lavoro. L'impegno, in ogni caso, non dovrà mai mancare. Sagittario. Amore. Le vicende d'amore potrebbero portarvi a discutere con il vostro partner, quindi cercate di fare un po' di attenzione durante questa settimana. I battibecchi sarebbero proprio da evitare da questo punto di vista, proprio per non portare degli altri problemi in coppia. E lo stesso varrà anche per i tanti single che invece vorrebbero avvicinarsi a qualcuno di nuovo. Lavoro. Saranno dei giorni piuttosto favorevoli sul posto di lavoro, dove si attendono delle buone nuove e delle occasioni. Le stelle vi sosterranno con i vostri progetti e compiti professionali. Potreste avere veramente una bella marcia in più. Capricorno. Amore. Il vostro umore sarà molto favorito dalle stelle e potrete contarci senza ombra di dubbio. Sarà un aspetto fortunato, anche se nei rapporti le novità non saranno troppe, purtroppo. In ogni caso, anche in quelle relazioni dove le cose vanno senza problemi, sarà necessario andarci con i piedi di piombo. Non esagerate, ma piuttosto vivetevi il sentimento in modo sereno e leggero. Lavoro. Un discorso simile si potrà fare anche per quanto riguarda le questioni di lavoro. Nessuna esagerazione, non correte, ma impegnatevi nei compiti del presente. Acquario. Amore. Questa nuova settimana del mese di dicembre sarà abbastanza tranquilla per l'amore. Per questo motivo potreste sentire l'assenza di qualche emozione in più. Per qualcuno potrebbe trattarsi di un periodo un po' spento, proprio per questo motivo. A maggior ragione se si tratta di single che non hanno una relazione. Lavoro. Molto interessante l'aspetto professionale per voi, perché le stelle saranno più che favorevoli. Potrebbero arrivare nuove collaborazioni, ma sicuramente dovrete fare attenzione ad alcuni aspetti. In ufficio potrebbe esserci qualche cambiamento. Lo accetterete bene? Sarebbe il caso. Pesci. Amore. Per i sentimenti potrebbero essere dei giorni caratterizzati da alti e bassi. Questo aspetto potrebbe un po' confondervi e a volte potrebbe portarvi delle difficoltà anche per quanto riguarda il vostro umore personale. Dovreste fare un po' di attenzione in più durante questa nuova settimana del mese. Lavoro. Bene sul posto di lavoro, dove non ci saranno troppi pensieri negativi e potrete impegnarvi con compiti e progetti, sempre senza esagerazioni. Correre non farà bene a voi stessi o alle vostre idee professionali.